Campomarzo, obiettivo sempre sotto assedio per quanto riguarda il degrado e la criminalità legata allo spaccio e al consumo di stupefacenti in città. Quasi 12.000 le dosi sequestrate lo scorso anno tra marijuana, cocaina, eroina e hashish. 13 gli arresti di spacciatori in flagranza nel corso del 200 controlli antidroga. Controlli che continuano anche quest'anno, su segnalazione anche di autorità e cittadini. Oltre 850 le mail e 1110 le PEC arrivate nel 2024. Solo la scorsa settimana gli agenti hanno arrestato 2 pusher di medio livello che avevano appena acquistato 32 dosi di cocaina ed eroina destinata ad essere rivenduta fuori Vicenza. Ieri si è conclusa l'ultima operazione. Il NOS insieme alla squadra antidegrado continua incessantemente i controlli nell'area verde di Campomarzo e in tutta la zona del quadrilatero, che sappiamo essere la zona calda e anche quella più segnalata da parte di residenti e commercianti. Quindi i controlli sono quotidiani. Nell'ultima operazione in particolare, una delle tante che abbiamo fatto ultimamente, è stato notato un soggetto originario del Sierra Leone che praticamente è stato avvicinato da un'altra persona e tra i due è venuto uno scambio sospetto. Un soggetto già conosciuto dalle forze dell'ordine, a suo carico già 3 informative pendevano dall'inizio dell'anno. Per gli agenti una frustrazione veder messi in libertà soggetti recidivi. Sì, è vero che vanno fuori, però la nostra unità, facendo riferimento anche al nostro, il nucleo operativo speciale, li segue sempre in città, li siamo costantemente addosso, li teniamo sotto controllo con le telecamere che abbiamo al distaccamento di Campomarzo e al minimo passo falso noi siamo sempre pronti a intervenire. Il personale in borghese ha fermato prima l'acquirente che ha consegnato della sostanza stupefacente del tipo marijuana appena acquistata e poi l'altro personale del nostro in borghese insieme alla pattuglia antidegrado ha fermato anche il pusher. Dalla perquisizione anche il pusher aveva della sostanza stupefacente e quindi è stato portato presso il distaccamento dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e poi denunciato all'autorità giudiziaria per i 2 reati, quello di spaccio e detenzione ai fini di spaccio.